Scia dei giorni, lunga 28 anni, delimita i contorni, l'illuminati neon. Tenere stretti i colpi per vincere il rimorso di sapersi non in grado di andar via. Vedere nello specchio un sosia di difetti, col cuore a pezzi riconoscere quello che resta di noi. Cosa si può dire di noi che non sia stato detto già? Cosa per non morire, a cosa potrà servire, cosa si può dire di noi? Bicchieri sporchi risuonano di notti, la luce al rogo dei propositi. Straziante misurarsi con l'eco dei discorsi, bruciati all'alba per sognarsi via. Un urlo di sconforto in pieno capodanno, 2000 sogni che si infrangono su quel che resta di noi. Cosa si può dire di noi che non sia stato detto già? Cosa per non morire, a cosa potrà servire, cosa si può dire di noi? Cosa si può dire di noi che non sia stato detto già? Cosa per non mentire, a cosa potrà servire, cosa si può dire di noi?
solo un grande scoppio. La mia faccia che veniva risucchiata indietro ed ecco che ero già in volo. E poi ricordo quella prima volta che ho sentito la tua voce sulla radio di bordo. Tu che dicevi dei giornali che parlavano di quel giovane astronauta in missione da solo. E poi quel guasto io svenuto alla deriva, perso in mezzo al cosmo senza comunicare. Tra la gente alla partenza tu piangevi, salutavi. Dicembre 96, 24 anni avevo io. Era dicembre 96, da allora io non ti ho rivista più. Davvero non so dire quanto tempo sia trascorso. È un calcolo difficile quando stai galleggiando. Solo che la foto tua appesa sulla cloche è la mia ultima risorsa, ora che non ho più cibo. E queste righe che non leggerai le scrivo per far finta che abbia un senso il fatto che sono ancora vivo. E nel silenzio astratto dello spazio, dopo più di un anno, per l'ultima volta faccio uscire la voce. Tra la gente alla partenza tu piangi.